Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Buon pomeriggio. Bene, allora sindaco, oggi è stato un risveglio movimentato anche per lei, un po' per tutti. A Catania c'è stata tanta paura, per fortuna nessun danno per il terremoto di stamattina, pochi minuti dopo le 7. Per precauzione lei ha disposto la sospensione dell'attività didattica, insomma niente lezioni a scuola. Vediamo il servizio e poi commentiamo insieme. Signora, lei l'ha sentito il terremoto? Certo, ero sveglia, ero davanti al computer e all'improvviso mi si è mosso tutto. Io ho avuto il terrore. Si è mosso tutto e ho avuto il terrore. Risveglio movimentato anche a Catania, dove la scossa di terremoto registrata alle 7.05 è stata avvertita da gran parte della popolazione. Mattinata di terrore doppio in via Grottamagna, off limits per un edificio pericolante che si affaccia anche su via Plebiscito. Qui non può passare un mezzo di soccorso. Quindi in via Grottamagna avevate una doppia paura, quella del terremoto e quella che nessuno poteva venire a soccorrere. Esattamente, proprio così. Abbiamo avuto una grandissima paura, importantissimo perché eventualmente non abbiamo dove andare. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza, con il sindaco Trantino pronto nell'immediato e in via precauzionale a sospendere l'attività scolastica. Stiamo noi sospendendo le attività didattiche, pertanto invito i ragazzi a non andare a scuola. Immediate le verifiche disposte dall'assessorato comunale alla pubblica istruzione. Qui siamo all'istituto San Giovanni Bosco di Via Leotta, dove il personale preposto alla sicurezza si è subito attivato. Abbiamo gestito l'ingresso dei nostri allievi, preannunciando l'ordinanza del sindaco, e in maniera ordinata sono stati invitati, anche avvisando ovviamente i genitori di questa necessità di effettuare un controllo. La scossa è venuta intorno alle 7, poniamo il caso fosse avvenuta intorno alle 11, voi come scuola cosa fate? Siano i bambini preparati? Già i bambini e il personale sa cosa deve fare. Tipo proteggersi prima durante la scossa sotto i banchi e poi in maniera ordinata raggiungere i punti di raccolta. Eccoci in studio, in diretta con il sindaco Trantino, prego. Questa mattina alle 7.05 c'è stata la scossa e immediatamente è cominciato un giro di telefonate con il direttore della protezione civile, la dottoressa Riguccio, con l'assessore alla protezione civile Bottino e con l'assessore alle scuole Guzzardi. Abbiamo deciso di sospendere l'attività didattica non tanto e non solo perché volevamo verificare se ci fossero problemi strutturali, ma perché quando si tratta di sisma non escluso ci possono essere anche delle scosse successive. Infatti Quindi, ce ne sono state, infatti, una scia, come si dice. uno sciame. Abbiamo ritenuto che fosse più prudente chiudere. Io mi rendo conto, qualcuno mi ha anche contestato perché non l'avessi fatto prima, non sono così bravo nel prevedere i terremoti con ore d'anticipo, però a fronte... Sì, c'è gente che si è lamentata, solamente alle 7.20 lei ha fatto il comunicato. Vabbè, comunque a parte questo, io mi rendo conto che abbiamo creato anche tanti disagi alle famiglie, però vorrei dire con veramente affetto a tutti coloro quelli che mi dicono ma io ho 2 figli, me l'hanno detto tutti in termini molto garbati, io ho 2 figli, mi sono dovuto organizzare, io ho 70.000 figli, che è la popolazione studentesca, e quindi è chiaro che devo stare attento a garantire la loro incolumità, anche se questo, mi dispiace e mi dolgo per quello che è accaduto, comporta non poche difficoltà organizzative, ma ho ritenuto che fosse la cosa più opportuna da compiere, abbiamo ritenuto, perché è stata una decisione collegiale, fosse la cosa più opportuna da compiere perché prima viene la sicurezza. Paura ce n'è stata parecchia, abbiamo ricevuto anche molte segnalazioni degli ascoltatori in questo senso, ma danni ce ne sono stati? Non caduta di qualche calcinaccio, nulla di importante, comunque tutto quanto sotto controllo. Quindi diciamo che grazie al cielo l'abbiamo scampata bella. Adesso andiamo a cose molto più liete. Catania, capitale della cultura, cresce l'attesa per l'autorevole candidatura di Catania, personaggi illustri catanesi come l'astronauta Luca Parmitano, Fiorello si sono mossi per sponsorizzare la città etnea. Anzi, sentiamo proprio Fiorello e poi diamo la parola al sindaco. Magia vera. Catania è una città che non sta mai ferma, cresce, cambia, rinasce ogni giorno. È giovane. Lo avete visto? E guarda lontano, al 2028 e anche oltre. Io quegli sguardi li conosco bene, sono profondi, potenti, creativi. Sono gli occhi della nostra Sant'Agata, Sant'Aida.
A questo punto bisogna incrociare le dita e aspettare, mi pare, il 27 di questo mese. Non è certo il giorno, no, il 27, no, siamo a marzo, mi perdoni. Sì. Non so perché qualcuno parli del 27, non ci hanno dato una scadenza. Mi ha sentito dire chi il 10, chi il 15, chi il 27. Dobbiamo aspettare comunque questo mese perché noi confidiamo molto, abbiamo un dossier grandemente competitivo perché ce l'hanno detto tutti. Credo che siamo stati molto efficaci nell'esporre il dossier alla Commissione e adesso dobbiamo attendere che giunga la risposta. Gliel'ho già fatta questa domanda, ma adesso che avete completato il dossier, avete mobilitato intellettuali, docenti, insomma, tutta la gente che poteva contribuire a questo lavoro, per quale ragione Catania deve diventare capitale della cultura? Allora, io per quello che ho detto nel mio intervento finale, il nostro dossier verte su un passato che lì non ce lo può togliere nessuno, su un progetto di costruzione culturale realizzato grazie a tantissime associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e per eventi che comunque realizzeremo, però il riconoscimento da parte della Commissione avrebbe un forte impatto aggregatore sulla nostra comunità perché darebbe quella spinta identitaria, quella cultura di appartenenza che finora ha latitato un poco. Confesso con estrema franchezza che la mia preoccupazione maggiore è solo Agrigento. Il flop di Agrigento nel 2025. Tant'è vero che un commissario me l'ha anche chiesto. Perché voi dovreste riuscirla dove Agrigento ha fallito? Noi ci stiamo portando la proverbiale scimmia sulla spalla di cui parlava Fedro a causa di una disavventura a un'altra città siciliana. Mi auguro che non abbia alcun peso perché noi sappiamo di poter fare bene. Il sindaco di Agrigento non ha sentito queste cose? Ma il sindaco di Agrigento non c'entra niente perché purtroppo ha ereditato una situazione che gli giungeva dal passato, quindi non... Sì, ed è stata poi, come dire, biasimata in finale dalla Corte dei Conti, come sappiamo. Vabbè, passiamo adesso alle cose catanesi, però queste sono meno liete, sindaco. L'emergenza crack a San Cristoforo. Siamo andati in Via del Principe dove ci sono furti, spaccio, consumo di droga e gli abitanti dicono ci sentiamo in pericolo, chiedono aiuto, rubano le nostre case, dicono per comprarsi la droga, cosa che purtroppo è facilmente comprensibile. Vediamo un attimo il servizio, poi ne parliamo con il sindaco trentino. Al giorno d'oggi ci sono in giro tante persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, quindi noi non siamo al sicuro per niente, soprattutto la notte. Rubano nelle auto, nelle case, nei balconi, portano via di tutto pur di recimolare pochi euro, quanto basta per comprarsi una dose di crack. Emergenza nell'emergenza a San Cristoforo, dove i residenti delle vie del Principe e Toledo sono sempre più esasperati, chiedono e sollecitano più sicurezza. Noi vogliamo qua il sindaco perché siamo stanchi proprio, non si può dormire più. C'è un affollamento di persone fuori dal normale, prostituzione, persone che si mettono negli angoli e lasciano le sue porcherie e i nostri figli ovviamente sono in giro. Non si può giocare più, ora questa piazza perché è stata fatta? Per noi o per loro? In questo video amatoriale girato da un residente si vede un extracomunitario che si arrampica ed entra in una fabbrica abbandonata. Altri, lo vedete, consumano la dose. Il telefono di Giuseppe Buglio, consigliere della quarta municipalità, suona di continuo. Gli abitanti sono stanchi, mandano continuamente segnalazioni, video di queste persone che vengono anche a rubare dentro i loro condomini. Quindi io non faccio altro che fare segnalazioni, ma purtroppo non ci sono risposte. Non distante da Via del Principe, una donna romena è stata trovata cadavere in un edificio diroccato che un tempo ospitava l'ex consorzio agrario. Sindaco, lei non è il prefetto, non è il questore, è chiaro, però la gente in qualche modo invoca la sua presenza da quelle parti. Sì, ma a parte il fatto che comunque la presenza dell'amministrazione e non del sindaco c'è, perché noi proprio lì stiamo facendo un lavoro importante di riqualificazione di Via Toledo e nella mia ambizione c'è anche la possibilità di acquisire quella fabbrica di mandorle all'interno della quale si è introdotto quel soggetto che abbiamo visto ripreso in video, perché verrebbe a quel punto un polo estremamente attrattivo e soprattutto sottratto al degrado. Quando parliamo di crack parliamo di dosi che costano, mi dicono, 3-4 euro, quindi una cifra veramente irrisoria. Il paradosso è
la beffa è, la cosa assurda è, ma mi rendo conto che purtroppo il sistema è anche questo, che nel momento in cui vengono presi questi ladri, perché spesso vengono presi all'atto di danneggiare auto, proprio per andare a cercare questi spiccioli, introdursi nelle abitazioni, non vanno neanche in carcere, nel senso che vengono fermati, vengono portati in carcere e poi all'udienza di convalida vengono rimessi in libertà, perché agendo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non c'è neanche la possibilità poi di trattenerli in custodia cautelare. Quindi questo crea un giro che sta seriamente provocando guasti in tutto il territorio nazionale. Catania è solo una delle punte dell'iceberg, al nord sono ben peggiori le situazioni e le statistiche, ma questo non è certamente elemento di conforto, perché la gente vorrebbe stare nella propria casa sicura, vorrebbe avere i propri beni inviolati, e invece purtroppo succede quello che accade. Io non dico neanche che non è mia competenza perché è di altri, perché comunque c'è un'attività sinergica compiuta con la prefettura, con il questore e quindi in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, dove abbiamo più volte segnalato e gli interventi sono frequenti, quindi non è vero che non sono lasciati a nessuno. Ma lei o qualcuno dell'amministrazione ritenete di andare magari nelle prossime ore? Io non ho alcuna difficoltà ad andare, però ripeto, il dato saliente è che noi finalmente abbiamo cominciato un importante lavoro di riqualificazione di tutta una piazza che era semplicemente di scarica abusiva. Dovremmo essere bravi nell'individuare come acquisire anche quell'altro bene, perché altrimenti non definiamo il percorso. C'è da dire che chiaramente una volta che sarà completata la piazza, mi auguro che venga vissuta giorno e notte, e quindi per una vecchia teoria, non certamente mia, che il bello elimina il degrado, sarà più difficile per i clandestini. Per clandestini non intendo i migranti, i clandestini intendo coloro i quali non hanno titolo per entrare in quella fabbrica e consumare quello che fanno, che non è solo consumo di droga, perché pare che ci sia anche attività di prostituzione all'interno, ma una forte condizione di degrado. Lo diceva prima, perché escono subito? Non mi è chiaro. Perché nel momento le carceri italiane hanno una capienza che non è in grado di accogliere tutti coloro i quali commettono reati. E allora nella modulazione dei trattamenti, i furti, per il fatto che prevedono un trattamento sanzionatorio non grave come altri reati e nello stesso tempo trattandosi di soggetti, l'effetto della droga, perfetto, dice benissimo, questo chiaramente provoca una quasi immediata remissione di libertà. Anche perché non è gente spesso priva di residenza, quindi neanche si possono dare gli arresti domiciliari. Certo. Vedremo e la seguiremo questa storia. Dobbiamo subito andare lì nella piazza che ristrutturerete. Intanto però abbiamo un annuncio di Sidra che ci informa che da domani al 12 sarà avviato un lavoro urgente di pulizia, finalmente ne abbiamo parlato qualche volta, il collettore fognario a Catania lungo la via Etnea, nel tratto compreso fra le vie Andronico e Argentina, da domani al 12. E il comunicato che è stato emesso oggi dice che sarà, per questi 6 giorni ci sarà il senso unico alternato lungo il tratto interessato di via Etnea. Ma scusi sindaco, via Etnea non è a senso unico, come fanno a fare il senso unico alternato in una strada a senso unico? Qui c'è scritto testuale: dall'incrocio con via Andronico all'incrocio con via Argentina. Ora, io me lo sono andato a controllare. E via Umberto dovrebbe essere. Su Google, e via Argentina non sbuca su via Etnea. No, forse intendevano via Umberto, non lo so, non ho letto questo comunicato. Presumo intendessero via Umberto, e che via Argentina sbuca su via Umberto. Ecco, probabilmente è un errore del comunicato. La notizia rimane che per 6 giorni ci sarà un intervento, e questo intervento è certamente positivo, vero sindaco? Tutto quanto quel che serve per efficientare la linea è certamente positivo. E poi dopo dovrà essere precisata, ci auguriamo naturalmente da parte della Sidra SPA, l'ha precisato quali saranno gli interventi. Magari adesso durante la pausa chiedo verifiche e subito dopo darò notizie. Sì, perché è per un breve periodo, 6 giorni, però senso unico alternato certo. in una strada come via Etnea incuriosisce. Invece adesso vorremmo sentire la sua opinione sulla partita dopo che il prefetto del Catania, dopo la decisione del prefetto di vietarla
la trasferta a tutti i tifosi residenti in Sicilia, e il presidente Pellegrini ha detto: in segno di solidarietà nei confronti di tutti i tifosi rossazzurri, sto leggendo testualmente, non sarò presente allo stadio Vigorito, dice Pellegrini. Questa scelta è condivisa con Vincenzo Grella e Marc Bresciano, che rientreranno, che sono già là evidentemente, dice, però rientreranno a Catania nelle prossime ore, ed è un atto di protesta composta ma netta, aggiunge Pellegrini. Sarà fatto ricorso urgente da parte del club, anche perché tra l'altro dice la tempistica arriva 2 giorni dopo l'apertura della prevendita e a poco più di 24 ore dall'inizio della partita, e secondo Pellegrini è un'ulteriore penalizzazione nei confronti dei sostenitori del Catania. Lei che ne pensa? Vuole dire qualcosa? È una decisione che lascia sconcertati, che stiamo parlando di più di 1300 tagliandi venduti ai catanesi, che si sono organizzati per andare lì, spesso con le famiglie, spesso con bambini che avevano già il piacere della trasferta per seguire la città e soprattutto per sostenere in una partita decisiva i colori rossazzurri. Peraltro quello che io non capisco, perché è chiaro che il prefetto non decide di sua iniziativa, l'organismo che suggerisce di questo provvedimento. È il prefetto di Benevento? Sì, no, dico, il prefetto è quello che decide, ma sì, ci sarà qualcuno che gli dice devi decidere in questo modo. Ecco. Parrebbe che sia perché ci sono i tifosi della Cavese, ma non mi pare che Cava dei Tirreni l'abbiano portata in campagna in queste ultime ore. Quindi era un problema già noto, allora per quale motivo attendere l'ultima ora? Si stanno creando non pochi disagi ai nostri tifosi, alla squadra che non avrà il suo proverbiale 12° uomo in campo costituito dai nostri supporter, oltre una condizione di penalizzazione oggettiva del Catania Calcio, perché naturalmente deve rivedere tutta l'organizzazione, ma soprattutto vedrà nella partita più importante per diminuire il distacco dal Benevento la mancanza di questi tifosi che poi avrebbero potuto dare una spinta in più. Ci sarà uno stadio vigorito con una sola voce, peraltro una voce di una tifoseria gemellata col Catania, quindi non c'erano neanche problemi di possibili scontri con loro, anzi, per quello che ho letto questa mattina, gli stessi tifosi del Benevento erano amareggiati per questa cosa. Doveva essere un momento di festa, a prescindere poi dal fatto che si tratta delle prime 2 in classifica. Però quello che è accaduto lascia veramente basiti. Mi rivolgo al mio vice direttore e collega Angelo Gagliano. Questa frase la prendiamo e la mettiamo nel telegiornale di stasera con il sindaco, che in qualche modo si unisce alle parole di Pellegrini. Va bene, a parte gli scherzi, comunque la dichiarazione è importante, sono importanti anche le vostre osservazioni, domande, segnalazioni, soprattutto oggi che c'è stata questa scossa di terremoto che ha un po' spaventato un po' tutti. Allora vi ricordo, per i WhatsApp li vedete 342 74 55 005, fate ancora tempo per delle mail a Sicilia24focus @telecolor.it. eccola là, vedete la scritta, questa è per le mail. Ora facciamo la pubblicità rapidamente e poi di nuovo in diretta il sindaco di Catania Trentino risponderà ai vostri WhatsApp e alle vostre mail. State con noi, a dopo. Eccoci di nuovo insieme, siamo in diretta, quindi succedono anche cose non previste, niente di che. Vostre domande, vostre osservazioni, subito se la regia ce li può. Tifosi, cose non previste prima che qualcuno si preoccupa, solamente perché Donino De Mara mi stava dando un'informazione importante per questo. No, nel senso che è normale che negli studi ci si muova, certo. Lo sanno tutti perché succede, come si dice, anche nelle migliori famiglie. Allora, vediamo un po'. Buon pomeriggio, signor Sindaco. Quando un turista ci chiede, ma questa zona, via Don Luigi Sturzo e via di Prima, è sicura? Cosa dovremmo rispondere quando tutto il contesto parla da solo? Maria e Lorenzo sono i 2 che scrivono. Ma in che senso parla da solo? Per quanto riguarda la via Sturzo, so che ci sono alcuni fenomeni di vendita di sostanze stupefacenti, infatti la polizia interviene spesso, ma non dimentichiamoci che là c'è un'alta concentrazione di forze dell'ordine su tutto quanto la parte centrale che va da Piazza Sesicolo fino a Corso Sicilia, fino a via Sturzo, fino a via di Prima, che girano continuamente. Quindi io mi sentirei di rasserenare, perché non è accaduto quel bruttissimo fatto a quel ragazzo che è stato picchiato, peraltro mi sembra che siano state messe delle misure, forse ho letto,
nei confronti degli autori dell'aggressione, e dopo 8 secondi sono intervenute le forze dell'ordine. Quindi noi attraverso la riqualificazione di Piazza Turiferro abbiamo certamente migliorato la situazione del contesto. Naturalmente ci attendiamo che quando verrà realizzato il parcheggio Sturzo si contaminerà la parte buona, e quindi gran parte dei problemi che in questo momento sono più di percezione che di realtà possono anche venire meno. D'accordo, grazie, andiamo avanti, vediamo se ci sono altri messaggi. Buongiorno, gentilmente volevo sapere se a livello comunale c'è la rottamazione quinquies per la Tari per chi non ha pagato. Grazie signor Salvo, cioè lui dice la rottamazione quinquies c'è, ma ci sarà anche a livello comunale? Io non la so questa cosa. Sì, qua. ci siamo riuniti proprio ieri perché stiamo considerando quali possono essere gli effetti. Quel che abbiamo dato come indirizzo, su cui stiamo compiendo ulteriori verifiche, che si possa applicare non è tanto la rottamazione quanto, non mi ricordo se il ravvedimento però ha un altro nome, però comunque la sostanza è quella, su Tari, su IMU e forse anche su verbali di contravvenzione stradali. Comunque sicuramente sulla Tari sì, sicuramente sulla Tari sì, e questa è l'indicazione che abbiamo dato. Entro la settimana prossima dovremmo avere informazioni dagli uffici cosa comporta in termini organizzativi, e quindi se possiamo noi andare avanti con questo nostro obiettivo. E quindi darete delle ulteriori informazioni? È naturale. Benissimo, la seguiremo allora, questo è molto importante. Progetti di riqualificazione previsti per il viale Kennedy? Domanda. Pista ciclabile, lungomare alberato, vivibile, praticabile come quello di Rimini, è possibile? Questo è uno dei miei sogni, però purtroppo per adesso è un sogno ancora nel cassetto, perché fino a quando noi non avremo un'alternativa in termini di viabilità non è facile immaginare un percorso come quello che opportunamente ci suggerisce il nostro telespettatore, perché tutte quante le aree che sono sulla destra di Viale Kennedy andando verso Siracusa, quindi le aree a ovest, per la gran parte sono private, quindi non è possibile pensare di averle per realizzare per esempio delle aree di sosta o comunque una viabilità alternativa a quella su Viale Kennedy. Questo fa parte di un percorso più ampio che si chiama piano d'utilizzo del demanio marittimo, che avevamo già delineato prevedendo un modello tipo Riviera Adriatica. Però, ripeto, è molto difficile l'attuazione proprio per quello che vi dicevo. Ma vi muoverete in direzione, non so, del tentativo di coinvolgere i privati? Sì, questo è un obiettivo certamente, però è chiaro che questo obiettivo deve fare i conti poi con la realtà concreta, che è quella di cui stiamo parlando, perciò dobbiamo vedere. Va bene. Domanda ancora, salve, si potrebbe mettere una pensilina con seduta presso la fermata metro Fontana? Dov'è la metro Fontana? È il Circonvallazione. E questi vogliono, giustamente dice, ci possiamo sedere in attesa, che lì non c'è nella pensilina. Però fermata metro è quella sotto. Se si riferisce alla fermata MTS, ne posso parlare con MTS, non so che cosa abbiano previsto. Peraltro la cosa importante è che ci hanno presentato l'altro ieri il nuovo piano della MTS, quello di cui abbiamo spesso parlato, per rendere più efficiente il servizio, e prevede una contrazione di linee, una diversa rimodulazione, ma con degli spostamenti che permettono attese di gran lunga inferiori. Lo presenteremo nei prossimi giorni al Consiglio Comunale, lo presenteremo ai Consigli di Municipalità, verrà presentato alle associazioni e verrà presentato anche alla città in un evento che organizzeremo, perché secondo me è una svolta interessante per sostenere l'idea del trasporto pubblico locale. Se ho capito bene, Sindaco, ci sarà un miglioramento, tempi più brevi per i mezzi pubblici, qualcosa del genere? Esatto. Il tempo medio da 48 minuti di attesa dovrebbe passare a 24 minuti, considerando che per il BRT rimane, anzi no, forse di meno di 24, forse addirittura 16, considerando che per il BRT rimane immutato, perché già le corse sono molto frequenti, quindi l'attesa sarà ancora inferiore nelle altre corsie. Allora, io stavo controllando la comunicazione di Sidra, mi dicono chiusura tratto via Etnea tra via Andronica e via Argentina.
occuperemo corsi autobus con i nostri mezzi, solo corsi dell'autobus e lato sinistro. Quindi, chiusura al traffico allora. Sì, però il senso unico alternato è con gli autobus, per questo... Ah, d'accordo, allora sì, non è semplice, sarà un po' complicato. No, ma non credo, non dovrebbe essere. Bene, vedremo, lo seguiremo anche questo. Sono Cettina, perché negli autobus di città per i disabili è gratuito, invece nella metro si deve pagare per i disabili? Non lo so, perché la metro non dipende sappiamo che dipende dal FCE, non dal comune di Catania. Effettivamente ha ragione però. Sicuramente ha ragione, anche perché poi mi chiedo, visto che abbiamo la possibilità dell'abbonamento integrato, come si fa a integrare un qualcosa che dovrebbe essere gratuito sugli autobus e non sulla metro? È una cosa che sottoporrò al direttore. Molto interessante, quindi come vedete i vostri messaggi hanno effetto. Siamo sul finale, caro signor Sindaco. Come mai l'asfalto messo poco più di 2 anni fa, deve essere, alla circonvallazione dà segni già di sfaldamento? Allora, io non so a quale tratto si riferisce, perché la percorro spesso e non mi è sembrato, certamente non dubito della veridicità di quanto detto. Non so se è stata qualche parte interessata da lavori o da cosa sia dipeso. C'è da dire che comunque questi lavori che sono stati fatti alla circonvallazione 3 anni fa o 2 anni fa, adesso non ricordo, mi pare 3 anni fa, hanno previsto la posa dell'asfalto e non la scarificazione con realizzazione anche del tappetino sottostante, cosa che invece intendiamo fare a breve, appena partiranno i lavori per la riqualificazione di molte strade cittadine. E questo quando? Ha detto, allora, una volta ne abbiamo parlato. Sì, perché è arrivato il finanziamento, meglio, è stato stanziato il finanziamento, il decreto dovrebbe diventare definitivo a fine marzo, a quel punto dovrebbero cominciare a trasferire quelle somme che ci consentiranno di fare le gare. Buono. Va bene, Sindaco, ci fermiamo qua, il nostro tempo è scaduto. Come siamo messi per la settimana prossima? Pure io settimana prossima è il giorno 11 e sono a Roma. È a Roma. E ci rivedremo l'altro mercoledì allora. Se ce la faccio arrivare in tempo, perché il 18 sono stato convocato in commissione antimafia a Palermo e quindi dobbiamo vedere... Come mai tutti i sindaci fanno parte dell'antimafia? No, sono stato convocato per essere audito sui problemi di natura sociale a Catania, per questo. E poi ci racconterà anche di questo. Grazie a voi per averci seguito, grazie innanzitutto al sindaco trentino che in diretta è stato con noi, la programmazione prosegue e noi poi ci rivedremo prossimamente. Buon pomeriggio.